È finita con il risultato di 1-4 la sfida tra Iato e Sicilia Futsal, con il capitano della formazione di casa, Filippo Giangrande, lo salutiamo e gli chiediamo subito, i 2 gol presi nei primi minuti quanto hanno influenzato poi sul risultato finale? I 2 gol presi subito hanno influenzato tanto, perché eravamo partiti bene, purtroppo abbiamo preso quei 2 gol. Siamo stati pure sfortunati sotto porta, prendendo 2-3 pali e poi purtroppo la giornata è andata così. Adesso partendo proprio dai pali, ben 2 da parte di Grano, ti chiedo se uno di questi 2 fosse entrato, uno tra l'altro sul risultato di 0-1, la partita poteva anche cambiare? Sì, certo, come poteva andare diversamente il risultato, ma purtroppo il pallone è questo, il risultato è quello che è. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Pioppo, una sfida molto importante anche per la classifica, 2 punti soltanto separano Iato e Pioppo. Come la preparerete in settimana? La prepareremo come abbiamo preparato tutte le altre, andiamo a Pioppo per fare la nostra gara e provare di portare i 3 punti a casa.